contro un trattore, tragedia questa mattina sulla Postumia a Portogruaro, muore 31enne papà di un bimbo di nemmeno 2 anni, stava andando al lavoro. A Spinea una donna colta da malore, senza la forza di reggersi in piedi, si è ritrovata a penzoloni sul balcone di casa, salvata in extremis dalla polizia locale. Sfrecciava nei rii di Venezia a tutta velocità, la polizia locale ha fermato e denunciato il ragazzo alla guida, era in evidente stato di alterazione, in possesso di cocaina e hashish. Taglio di 7 tigli secolari in viale Garibaldi a Mestre per motivi di sicurezza. I cittadini protestano per la perdita di alberi simbolo del quartiere, casa di scoiattoli e uccelli. Il muro alzato da Forza Italia sul terzo mandato assume toni sempre più forti nel centrodestra, con Tajani che evoca Mussolini e Hitler, la reazione del Carroccio: abbassare i toni. Sanità, in Veneto le liste d'attesa sono quasi a zero, l'annuncio del presidente Luca Zaia questa mattina a Palazzo Balbi. Iniziano la prossima settimana i centri estivi speciali con discipline e giochi tradizionali italiani e cinesi all'insegna dell'integrazione e della cultura. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati. In primo piano la cronaca con l'ennesima vittima sulle strade. È accaduto a Portogruaro, dove un giovane di 31 anni ha perso la vita mentre si recava al lavoro in moto. Fatale lo scontro con un trattore lungo la Postumia, lascia la compagna e un figlio piccolo. Lo scontro con un trattore di fronte a questo distributore sulla Postumia non gli ha lasciato scampo. Alle 7 di mattina la vita di Kevin Laster si è drammaticamente interrotta a 31 anni mentre andava al lavoro in moto. Siamo in località Pradipozzo, in territorio comunale di Portogruaro. Kevin arrivava da Cintocao-Maggiore, dove lui, originario di Belfiore di Pramaggiore, si era trasferito da poco e viveva assieme alla compagna incinta e ad un figlio che non ha ancora 2 anni. Alla guida del trattore che stava svoltando verso il distributore c'era un agricoltore di 40 anni. Sindaco, lei conosce entrambe le persone che sono rimaste coinvolte nell'incidente? Purtroppo sì, sono sia le persone, le famiglie, sono il ragazzo vittima, il giovane vittima è di Cinto, l'altro ragazzo è comunque di un comune vicino ma è legato alla nostra popolazione anche per vicinanza, per scuole, per tutta una serie di occasioni lavorative e anche ricreative, quindi di fatto è una tragedia in casa. Cosa sia successo esattamente potranno stabilirlo solo le indagini dei carabinieri. L'unica certezza è che ogni tentativo dei sanitari di salvare il giovane è risultato vano. Con poco più di 3.000 abitanti, Cintocao-Maggiore è un luogo in cui ci si conosce tutti, così come il sindaco Gianluca Falcomer conosceva Kevin. Ho visto crescere e me lo ricordo in tutte le fasi in cui insomma ha frequentato le scuole, il GREST, come è cresciuto, ho visto quando ha iniziato a mettere famiglia, lavorava nel supermercato qui vicino al municipio prima di andare a lavorare alla Cesar, dove poi si stava recando stamattina per andare a lavorare, dove nel percorso è accaduta la tragedia. In questa zona sono stati fatti molti sforzi per aumentare la sicurezza stradale. Vicinissimo al luogo dell'incidente, la rotonda di Pradipozzo è stata realizzata e inaugurata meno di un mese fa, poco prima del passaggio del Giro d'Italia, proprio allo scopo di mettere in sicurezza un incrocio molto pericoloso. A Cintocao-Maggiore le carreggiate di Via Roma, la strada che divide la chiesa dal municipio, sono state strategicamente ridotte per limitare la velocità delle auto. Oggi rimane solo il dolore per una tragedia immane che ha scosso l'intera comunità, una comunità in lutto. Come amministrazione, come ente, saremo vicini alla famiglia per capire tutto ciò che è necessario per rendere, un po' lenire un dolore che comunque non scomparirà mai, ma siamo qui. Una 59enne colta da malore nella sua abitazione di Spinea è stata salvata dall'intervento della polizia locale che l'ha notata sporgersi pericolosamente verso il vuoto mentre era appoggiata alla ringhiera della terrazza. Gli agenti hanno sfondato la porta e messo in sicurezza la donna. Le prime cure le sono state praticate da un medico che si trovava nel comando in attesa dell'ambulanza che ha trasportato la donna all'ospedale di Mirano.
La notte scorsa, poco dopo l'1, un giovane sfrecciava ad alta velocità nel Rio di Ca' Foscari con musica a tutto volume senza contrassegni identificativi. Dopo un inseguimento fino al canale della Giudecca, gli agenti della polizia locale l'hanno intercettato. All'alto intimato, il conducente ha spento le luci e ha aumentato la velocità per eludere i controlli. Lì è scattato l'inseguimento, poi giunto alle zattere il ragazzo ha cercato di nascondersi dietro uno yacht facendo sbarcare i passeggeri. Ma grazie al sistema di videosorveglianza è stato preso. Sottoposto ad alcol test è emerso un tasso alcolemico pari a 1,26 grammi per litro. Lo stesso ha inoltre ammesso di essere in possesso di cocaina e hashish. È stato quindi sanzionato per guida in stato di ebbrezza e denunciato all'autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale, guida pericolosa e oltraggio. L'imbarcazione è stata invece sequestrata. A Mestre è partito l'abbattimento di alcuni alberi di Viale Garibaldi giudicati a rischio caduta dagli uffici comunali, ricordando come quei tigli siano vincolati da un vincolo monumentale paesaggistico dal 1953. Il consigliere d'opposizione Paolo Ticozzi chiede che la sostituzione sia adeguata a quanto abbattuto. Il doppio filare di tigli di Viale Garibaldi lo rende un piccolo gioiello nel cuore di Mestre, un'arteria importante della viabilità cittadina che è allo stesso tempo un polmone verde a 2 passi dal centro. Ma oggi il placido cinguettio di Viale Garibaldi è improvvisamente rotto da un rumore un po' diverso. Il destino di una mezza dozzina di tigli giudicati a rischio caduta è segnato, una sentenza senza appello la cui esecuzione intende preservare l'incolumità delle persone. Più di un secolo fa questo viale era stato voluto e progettato da Napoleone Ticozzi, allora sindaco di Mestre, e avo di Paolo Ticozzi, consigliere comunale di opposizione a Venezia. Questi doppi filari di tigli sono anche vincolati con un vincolo monumentale, data la bellezza del viale che unisce il centro di Mestre a Piazza Carpenedo. Adesso vengono abbattuti alcuni di questi tigli, pare per malattie. Io ho piena fiducia nei tecnici del comune, spero che abbiano fatto però tutti i passaggi dovuti con la soprintendenza proprio a causa del vincolo di cui dicevo prima. Inevitabilmente il pensiero di molti è corso ai fatti di Piazzale Roma, al Leccio che il 2 giugno è crollato improvvisamente su una dozzina di persone provocando 2 ferite gravi. Il 6 giugno una pesante robinia di alto fusto è crollata in via Lepanto al Lido, fortunatamente alle 4 del mattino e sul lato canale. Il 7 giugno si è data esecuzione al primo abbattimento disposto dal comune, un albero a Piazzale Roma, accanto al ponte Papadopoli, a qualche decina di metri dal Leccio sottoposto a sequestro giudiziario. Sorprende un po' come improvvisamente, dopo quanto accaduto in Piazzale Roma, con l'albero che è caduto, si inizino a tagliare un sacco di alberi. Forse c'è un po' di timore e forse delle manutenzioni preventive potrebbe essere che non siano state fatte come sarebbe stato dovuto. La politica, con il muro alzato da Forza Italia sul terzo mandato, assume toni sempre più forti nel centrodestra, con Tajani che evoca Mussolini e Hitler. Sullo stesso tema e l'ipotesi slittamento elezioni, anche il PD attacca, superata ogni decenza, il governo calpesta le istituzioni. La bomba la sgancia il vice premier e numero 1 di Forza Italia Antonio Tajani in mattinata. 2 mandati sono sufficienti perché non servono incrostazioni di potere. Non è una questione di volontà popolare, anche Hitler e Mussolini avevano vinto le elezioni. Un presidente di regione nel suo territorio ha più poteri di quanto ne abbiano il presidente del Consiglio e il presidente della Repubblica sul territorio nazionale. Quindi, troppo tempo seduto su una poltrona vuol dire rischio di autoritarismo. Se lo scontro con la Lega nel centrodestra fosse una corsa, si potrebbe dire che Forza Italia ha superato Fratelli d'Italia con uno sprint come nemmeno l'Usain Bolt dei tempi d'oro. Certo, che gli azzurri non siano mai stati favorevoli al terzo mandato è cosa nota, ma i toni sono sempre più forti, proprio nei giorni in cui i meloniani invece hanno aperto lo spiraglio. Zaia incassa le parole di Tajani e rilancia con aplomb. Io immagino che non sia proprio così, dopodiché ognuno la pensa come vuole, nel senso che poi il consenso popolare, lo diceva Rousseau, nel contratto sociale il popolo ti dà la delega, quando non rappresenti più ti toglie la delega. Non è che il numero dei mandati ti legittima subito ad andare a governare, devi sempre andare alle elezioni. E ci sono posizioni di contrarietà di un partito rispetto a una proposta di un altro e viceversa, accade sempre così, poi troveranno una soluzione se decidono di trovarla, se decidono di non trovarla non verranno sbloccati i mandati e poi ognuno prenderà le proprie decisioni. Meno morbido il capogruppo del Carroccio a Ferrofini, che parla di parole stonate da parte di Tajani. Soprattutto dette da chi ogni giorno ci insegna su come dovremo tenere unito il centrodestra.
fanno un po' braccetto con quelli che sono gli attacchi quotidiani che Forza Italia ci fa in Veneto da più di un anno. Suggerirei a tutti di tenere il profilo molto basso. Andare a scomodare dei periodi storici bui del nostro paese sicuramente non aiuta, e sicuramente non aiuta un percorso che sia calmo e ordinato verso la prosecuzione della legislatura. In ballo c'è l'ipotesi di uno slittamento delle elezioni alla primavera 2026, per il PD un fatto gravissimo. Si è superato il limite della licenza. Ancora una volta il centrodestra, a pochi mesi dalle elezioni regionali, tenta di riaprire in questa discussione e lo fa calpestando la dignità delle istituzioni, lo fa per interessi di parte, lo fa per le liti che ci sono al proprio interno, quando è del tutto chiaro che la Corte Costituzionale ha stabilito che c'è un limite dei mandati e che non si possono certo spostare le elezioni per volontà di una parte politica. E poi ci sono loro, i meloniani del Veneto, che hanno sempre puntato alla guida regionale e che ora si trovano paradossalmente ad essere spettatori di quanto i loro vertici romani stanno decidendo. E mentre il sondaggio di Ring vede tra gli elettori di centrodestra una valanga di sì per la riapertura della partita, il mantra di Fratelli d'Italia da giorni è uno solo: discutere una cosa, decidere un'altra, anche perché la questione terzo mandato non riguarda soltanto il Veneto. Quando poi andiamo a parlare di leggi sul terzo mandato e quant'altro, bisogna anche porle anche per le altre regioni. E quindi io mi chiedo, ma il Parlamento che domani mattina dovrà legiferare in fretta e furia, perché adesso credo poco ai decreti fatti così dal giorno alla notte, ma il Parlamento che va a legiferare, una serie di coalizioni che però hanno, ognuna di queste, una partita aperta sui propri candidati. E quindi io ritengo che sulla questione del terzo mandato non siano cambiate le cose, che si stia discutendo può esserci tranquillamente. Sanità, in Veneto le liste d'attesa sono quasi a zero, l'annuncio del presidente Zaia questa mattina a Palazzo Balbi. I dati forniti a Palazzo Balbi dalla Regione rivelano un calo delle liste d'attesa nella sanità veneta. Tra maggio 2023 e dicembre 2024 fanno segnare un forte calo dei pazienti in attesa, al 100% per quelle da erogare entro 30 giorni, che sono passate da 502 a 0, all'87% per quelle entro 30 giorni, da oltre 82.000 a 10.000, al 77% quelle entro 60 giorni, da oltre 74.000 a oltre 17.000. Lo stesso trend segue la rilevazione tra il 31 dicembre 2024 e il 31 maggio 2025, con attese a zero per le prestazioni da erogare entro 10 giorni, a meno 80 quelle entro 30, a meno 69% quelle entro 60 giorni. Da maggio 2023 a oggi, inoltre, la classe D è calata del 94%, passando da 82.811 attese a 2.201. Per la classe P si registra un calo del 97% dall'inizio del piano straordinario di recupero, passando da 74.000 prestazioni in attesa alle attuali 5.000. Zaia ha ricordato che, a differenza del resto d'Italia, in Veneto si era deciso che i tempi d'attesa dopo il Covid sarebbero stati dimezzati. Se ci fossimo allineati ai parametri nazionali, ha dichiarato, le attese sarebbero state infinitesimali. Lo sappiamo, in Italia le nascite sono in calo, il tasso di fertilità ha raggiunto il minimo storico dal baby boom degli anni 60 e oggi la genitorialità si cerca in età sempre più avanzata con conseguenti difficoltà legate al concepimento. Il centro di medicina con la nuova struttura a Mestre è punto di riferimento in Veneto per la procreazione medicalmente assistita. Con 20 anni di esperienza è tra le prime 25 realtà in Italia e a eseguire oltre 500 cicli all'anno. Grazie ai medici altamente specializzati e laboratori tecnologici, la presa in carico della coppia in cerca di un figlio è veloce e accurata. Il percorso che affrontano le coppie è un percorso molto delicato e ci vuole quella sensibilità. Questa struttura qui ha tutti questi requisiti per poter ospitare queste coppie per il loro percorso e quindi questi 20 anni di esperienza riportano sia la parte tecnica e quindi medica, ma anche quella di star bene, di sentirsi bene delle coppie che siano a loro agio. Oggi la genitorialità si cerca in età sempre più avanzata, con conseguenti difficoltà legate al concepimento, e la PMA aiuta le coppie a superare la barriera dell'infertilità in maniera sicura ed efficace. I 35 anni sono quello che ci fa passare da una buona fertilità, che poi quella umana non è estremamente buona, a una fertilità che si compromette sempre di più.
anche con i nostri aiuti, se siamo sotto i 35 anni, riusciamo a dare un 85% di possibilità di successo di avere un bimbo in braccio. Sopra questa età questa percentuale non si raggiunge più. In Italia però le nascite sono in calo, il tasso di fertilità ha raggiunto il minimo storico dal baby boom degli anni 60. Dal baby boom al baby boom, perché siamo passati circa da 1 milione di nati a meno di 400.000. Ormai siamo dopo la fine del Covid, siamo passati a circa 380.000 nascite a livello italiano, quindi un numero molto esiguo. Negli anni 60 2,7 figli per donna, oggi siamo passati a meno di 1,2, 1,18, il livello più basso mai osservato. Ma accanto a questo abbiamo anche un altro record, quello di fare figli, il primo figlio sempre più tardi, l'età media ormai è quasi vicina ai 32 anni. Al via dalla prossima settimana centri estivi all'insegna dell'integrazione. Un centro estivo all'insegna della contaminazione e dell'integrazione, una sorta di Erasmus dei centri estivi, nato dalla collaborazione tra la Polisportiva Terraglio e l'associazione Evergreen. Reciproca conoscenza, scambio di tradizioni, divertimento insieme, sono queste le parole d'ordine per una conoscenza vera e non solo una convivenza ma un arricchimento comune. Il progetto ha come obiettivo quello di favorire l'integrazione e la reciproca conoscenza tra concittadini di culture diverse, a partire dalle giovani generazioni. Un accordo che parte da quest'estate nella reciproca conoscenza da parte dei bambini delle diverse esperienze sportive e del gioco. Lo sport è uno strumento eccezionale nell'integrazione dei popoli e dà la possibilità di valorizzare le proprie identità con il rispetto delle regole comuni. Questo è il paradigma della nostra società che vorremmo affidare alle generazioni future. I camp estivi si svolgeranno dal 16 giugno all'8 agosto sulla base di un programma di scambio che vedrà coinvolti i ragazzi dei rispettivi centri estivi impegnati in attività sportive, culturali e tradizionali. Si faranno giochi e sport per imparare a praticare le discipline e i giochi tradizionali italiani e cinesi. Inoltre i partecipanti avranno l'opportunità di conoscere le feste e le tradizioni di entrambi i paesi. Noi siamo molto felici di questa iniziativa e crediamo di poter fare di più e continuare questo progetto con molto più contenuto e ricco di iniziative. Un'ultima notizia di sport, perché dopo l'addio a 7 giocatrici e l'ingaggio della stella croata Ivana Dojkic, l'Umana Reyer femminile ha messo a segno il secondo colpo con l'acquisto di Francesca Pasa, playmaker di 25 anni, attualmente impegnata nella preparazione di Eurobasket. È davvero tutto, vi lascio ora alla sigla delle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata.